Buonasera a tutti. Anche quest'anno, l'anno della pandemia, l'anno della sospensione degli incontri pubblici, l'Ateneo Veneto è presente alle iniziative per il Giorno della Memoria, collaborando con il Comune, che offre molto opportunamente la cornice istituzionale, e con le tante istituzioni veneziane che sono sensibili a questi temi fondamentali. Siamo felici di essere parte di questo sforzo veramente corale che porta alla realizzazione di questo intenso programma. L'Ateneo offre al ricordo collettivo di questa edizione 2021 della Giornata della Memoria una settimana di iniziative. 5 iniziative a partire da domenica 24, cioè ieri, sino a venerdì 29 gennaio. Queste iniziative, con angolazioni diverse, inviteranno tutti voi a guardare con profondità ai temi del razzismo, dell'antisemitismo, delle leggi razziali, come questa sera, della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico. E questo attraverso discipline diverse, che proprio per la loro diversità diventano complementari per comprendere con la maggior consapevolezza possibile il quanto è accaduto, gli eventi che sono accaduti. Sono gli occhi della musica, la musica di Rossini di ieri, l'evento di ieri che abbiamo ospitato in Aula Magna. Sono gli occhi della storia, gli occhi della professoressa Pavan, che questa sera ci aiuteranno a capire le leggi razziali. Sono gli occhi del cinema di domani, martedì 26, ci sarà il presidente della Biennale, Roberto Cicutto. Ci saranno poi il giorno successivo, il giovedì 28, ci saranno i ricordi dei giovani, degli studenti, attraverso le interviste ai sopravvissuti alla Resistenza, e della psicoanalisi di venerdì 29, che ci aiuterà a entrare nelle profondità dell'animo umano per capire come nasce il razzismo e come nasce l'antisemitismo. Ecco, oggi in questa immensa sala virtuale che è il web, in cui noi in qualche modo ci troviamo, affrontiamo il tema delle leggi razziali. Alla presenza dei responsabili di 2 straordinarie istituzioni che da sempre sono in prima linea per l'affermazione della verità. E sono Renato Iona per l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici e Giulia Albanese per l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza. Lo faremo, ve l'ho già accennato, con l'aiuto della professoressa Ilaria Pavan, che è docente di storia contemporanea presso la Scuola Superiore di Pisa. A tutti loro io porgo il benvenuto e auguro una buona serata. Ma vengo molto brevemente al tema di questa sera. Le leggi razziali sono un tema che l'Ateneo ha affrontato molto spesso, e devo dire giustamente, come è giusto fare, perché è un tema che, dal mio punto di vista, implica direttamente gravi responsabilità politiche e storiche del nostro paese, ma al tempo stesso implica anche responsabilità collettive e individuali dell'intero popolo italiano. Voi lo sapete, le leggi razziali furono qualcosa di orribile, hanno negato agli ebrei l'istruzione, l'affettività, il lavoro, la proprietà, i diritti e perfino la cittadinanza. Qualunque cosa noi possiamo fare, qualunque cosa noi possiamo dire a questo riguardo, queste leggi resteranno per sempre una macchia indelebile nella storia dell'Italia e degli italiani. Ma per fare i conti con il passato, con la Shoah, non è sufficiente rivolgersi solo al passato.
Il virus della sopraffazione dell'uomo sull'uomo, della violenza, di cui in qualche modo indirettamente parliamo, non è confinato alla dimensione storica del passato, ma è nel presente. E attiene al comportamento degli esseri umani anche in questa stessa fase storica in cui noi viviamo. Quindi io credo assolutamente indispensabile guardare con coraggio e con onestà al nostro passato. In questa stessa sala che voi vedete sui vostri schermi, l'Aula Magna dell'Ateneo Veneto, quando la prossima primavera noi inaugureremo l'anno accademico di questa nostra istituzione, e lo faremo alla presenza delle autorità, lo faremo alla presenza del presidente della comunità ebraica di Venezia, Paolo Nignati, ecco, noi collocheremo una targa in un luogo particolarmente visibile a ricordo dei soci dell'Ateneo Veneto che sono stati ingiustamente espulsi a seguito delle leggi razziali emanate dal regime fascista. La metteremo, vi dicevo, in un luogo particolarmente esposto, particolarmente visibile, e lo faremo per ricordare questi nostri soci, questi nostri fratelli che hanno subito ingiustamente questa umiliazione. Ma lo faremo soprattutto per noi, per ricordare noi stessi, ogni volta che entreremo in quella stessa sala e guarderemo per forza quella targa davanti a noi, per ricordare noi stessi la nostra indifferenza e anche la nostra viltà di tanti, tanti anni fa. Poco fa ho definito la violenza dell'uomo sull'uomo come un virus. È un termine molto attuale, no? Viviamo in una pandemia, come vi ho detto all'inizio. Ecco, per sconfiggere i virus, l'abbiamo imparato, lo stiamo imparando, ci vogliono i vaccini. Un tema di cui parliamo moltissimo in questi stessi giorni. Ecco, i nostri vaccini contro il razzismo, contro l'antisemitismo, sono le riflessioni che noi facciamo anche questa sera e attraverso le iniziative previste nel Giorno della Memoria. I nostri vaccini sono la conoscenza, i nostri vaccini sono il senso di responsabilità, i nostri vaccini sono anche il coraggio delle nostre idee. Ecco, io chiudo questo mio saluto iniziale, brevissimo per necessità operative, con una notazione che mi emoziona moltissimo e che ve la devo proprio dire. Io non vi parlo da Venezia, vi parlo da Roma e mi trovo fisicamente a pochissimi metri dal cuore del ghetto di Roma. Sono a forse 50 metri dal portico d'Ottavia, il cuore del ghetto dove il 16 ottobre del 1943, come sapete, avvenne una terribile retata che strappò alle proprie case 1300 uomini, tra uomini, donne e bambini del ghetto, e li portò via in Germania, nei campi di sterminio, e di cui tornarono solo 16 sopravvissuti. Ecco, io con questa immagine, che ripeto mi emoziona moltissimo, vorrei chiudere questa mia introduzione con questo parallelo ideale tra il ghetto di Roma, testimonianza concreta e viva di questi orrori di cui stiamo parlando, Venezia, l'Ateneo Veneto e voi tutti che in qualche modo questa sera attraverso il web condividete questa serata. Grazie a voi tutti e cedo la parola a Giulia Albanese, che è la presidente dell'Istituto Veneziano per lo studio della storia della Resistenza. Prego Presidente, a lei la parola. Buonasera ancora a tutti e ben arrivati. Ringrazio il Presidente Scarante dell'ospitalità in questa splendida sala. È un grande onore per me essere qui oggi a rappresentare l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e la Società Contemporanea per la prima volta nella veste del Presidente in un'occasione che è, diciamo, tradizionalmente suscitata da Renato Iona e da Ampia di riflessione sulle leggi razziali e le loro conseguenze. Dicevo, non è mai banale essere qui a ragionare di leggi razziali, di quanto è successo ormai quasi 80 anni fa, e non è mai banale, dicevo, e non è neanche indolore. La riflessione che noi svolgiamo una volta all'anno in maniera continua ormai da alcune decine d'anni ci impegna proprio perché da una parte ci ricorda una ferita che, come si ricordava anche prima, non potrà mai essere completamente rimarginata, una ferita storica che ci ricorda appunto quanto la nostra comunità
comunità cittadina, la nostra comunità nazionale, l'Europa, il mondo ha perso in conseguenza di del genocidio degli ebrei, ma è una ferita che si rinnova anche perché ci ricorda quanto sia veloce passare dalla solidarietà all'indifferenza, dalla solidarietà alla violenza e all'odio. E questo, diciamo, ovviamente è diciamo, il ricordo del genocidio degli ebrei in qualche modo si rinnova dolorosamente con il pensiero dell'attualità e di quanto attraversa questi nostri tempi, anche se ovviamente con le debite differenze. Allora, nel pensare insieme a Renato Iona alla giornata di oggi, alle riflessioni da proporre ai nostri associati, alla comunità cittadina in questa occasione, una delle tante iniziative che Iveser realizza durante, diciamo, sostanzialmente la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, con attività didattiche, attività rivolte alla cittadinanza, attività di divulgazione e di ricerca. Nel riflettere a questo noi abbiamo pensato che fosse importante non solamente soffermarci su le leggi razziali, le loro conseguenze, il genocidio degli ebrei in Italia, ma anche ragionare sulle conseguenze di lungo periodo di queste leggi e su come esse hanno in qualche modo trasformato la società in cui viviamo e in cui abbiamo vissuto. E in questo senso mi pare rilevante ragionare sulla difficoltà che la comunità cittadina e l'Italia ha fatto a ragionare intorno a questo passato, alle responsabilità appunto veneziane e nazionali nell'antisemitismo, nell'accettazione delle leggi razziste, nella collaborazione al nazifascismo, e a quanto appunto questa difficoltà si sia poi incarnata nel dopoguerra in un ritorno difficile a una convivenza in cui fossero pienamente riconosciute le responsabilità dei persecutori, le responsabilità delle istituzioni italiane, le responsabilità di chi era rimasto muto di fronte agli avvenimenti. L'altro elemento che mi preme sottolineare è quanto le leggi razziali e il genocidio degli ebrei e le responsabilità italiane nel genocidio degli ebrei non possano essere separate da una più lunga storia, che è la storia del fascismo in questo paese e delle responsabilità che quel regime e in qualche modo gli italiani che quel regime hanno in larga parte sostenuto hanno nel rendere possibile, hanno avuto nel rendere possibile le leggi razziste e anche nella collaborazione con i nazisti nel periodo dell'occupazione. Quindi è con tutto questo in mente una riflessione che si rinnova tutti gli anni e che non per questo è meno dolorosa e meno difficile da affrontare. Lascio la parola a Renato Iona, ringraziandolo ancora una volta per sollecitarci a queste riflessioni qui all'Ateneo Veneto tutti gli anni. Grazie ancora al Presidente Scarante e grazie a Renato. Buonasera a tutti. Comincio a ringraziare l'Ateneo Veneto per aspettarci come tutti gli anni in maniera molto profonda, affettuosa, intelligente e sostanziale. Le parole del Presidente non erano parole messe a caso, parole che ho gradito moltissimo, soprattutto il fatto di dire stiamo facendo qualcosa per noi, non per loro. E questo è un argomento che mi tocca profondamente. Quest'anno abbiamo un qualche cosa di particolare. L'Iveser, Giulia Albanese, ha suggerito un tema veramente molto importante. Di solito, quando si parla di Shoah, si pensa a un certo periodo che termina col 1945-46. L'argomento di questa sera, invece, è un argomento che arriva
quasi ai nostri giorni. È impressionante vedere, leggere come è stato difficile cancellare ciò che il fascismo in poco tempo ha imposto tra la persuasione, l'indifferenza di molte persone, direi quasi di tutti. Dico quasi perché alcune persone si sono distinte e hanno avuto coraggiosamente atteggiamenti di ripudio delle leggi razziali. Quest'anno abbiamo il piacere e l'onore di avere per questa parte, per questo studio, io direi uno dei più grossi calibri che potevamo scegliere, la professoressa Ilaria Pavan, che dell'Università di Pisa ha studiato in una maniera da certosina, forse dovrei dire da storica, ma per chi non è storico è lo scrupolo con cui è andata a cercare lettere, fogli, annotazioni sui fogli, scritte a matita magari di fianco, veramente un qualcosa di particolare. La professoressa Pavan dell'Università di Pisa, della Normale di Pisa, è una ligure, nata a La Spezia, e è anche diplomata in violino, non è una persona monocorde. È una persona dall'intelligenza vasta, dagli interessi veramente non limitati ad un tema anche solo storico. Quando parliamo di leggi razziali, vi dico sinceramente che non riesco a parlarne in maniera soltanto obiettiva, soltanto parlare di qualcosa che è capitato, dal quale mi sono salvato, diciamo tra virgolette, casualmente. Sono stato cancellato dalle scuole italiane, ho dovuto scappare, cambiare cognome, e non è una cosa così semplice cambiare cognome. Ho dovuto soffrire dell'indifferenza di molte persone davanti alle quali passavo e che non mi vedevano neanche più. Il ricordo è un atto di giustizia postumo. Noi abbiamo creduto immediatamente che non fosse necessario raccontare ai figli ciò che abbiamo passato. Invece, proprio recentemente, un libro di Lia Tagliacozzo, La generazione del deserto, mi ha dimostrato il nostro errore. Abbiamo mancato verso i figli e l'Italia ha pensato bene, a un certo punto, di suggerire la memoria attraverso una legge, la legge del 20 luglio 2000, numero 211. È un suggerimento che ricorda tutto ciò che è successo. E oggi facciamo qualche riflessione sul ritorno alla legalità sostanziale, e siamo veramente grati alla professoressa Pavan della sua presenza. Ha scritto dei testi, ne ho letto uno molto sostanzioso, veramente incredibile. Quando parlo di persecuzioni razziali non ne parlo in forma storica o indifferente, ne parlo sentendomi ancora addosso gli occhi di persone che potevano denunciarmi. Quindi ritornare a quell'epoca è un qualcosa che fa soffrire,
però è qualcosa di necessario, perché le nuove generazioni altrimenti non hanno conoscenza di ciò che abbiamo passato, di ciò che l'Italia ha passato. Abbiamo qualche ritorno di persone che non hanno idea di quanto sto dicendo e allora in forma superficiale ricordano quei tempi con una nostalgia che non riesco a capire, perché non possono avere nostalgia di qualcosa che non hanno passato, possono avere nostalgia di qualcosa che hanno sentito dire e, come è stato loro insegnato, è qualcosa di particolarmente interessante, appetitoso. Il ritorno alla normalità dopo le leggi razziali, che non erano tante, erano poche, ma sono state integrate da circolari tremende, ben applicate, in maniera molto solerte dai funzionari. Ebbene, queste leggi razziali hanno avuto nel dopoguerra una grossa difficoltà a rimettere le cose a posto. Io non ritenevo che fosse così difficile. E invece il ripristino, il ritorno alla legalità sostanziale è una cosa tutt'altro che semplice, perché tocca interessi e equilibri che oramai si erano formati con le leggi razziali. Ringrazio la professoressa Pavan, ringrazio l'Iveser, ringrazio ancora l'Ateneo Veneto e lascio la parola alla professoressa Pavan. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio davvero per queste parole troppo generose della presentazione del dottor Iona. Naturalmente ringrazio anch'io l'Iveser e la professoressa Giulia Albanese, l'Ampia, nella persona appunto di Renato Iona, e naturalmente l'Ateneo Veneto e il suo presidente, il dottor Scarante, che ci ospita anche se in maniera virtuale. È un dispiacere naturalmente non poter essere lì, ma in ogni caso ci sono anche dei vantaggi, forse riusciamo a raggiungere comunque una platea ugualmente o forse ancora più numerosa. Nei prossimi 45-40 minuti quello che vorrei fare insieme a voi, anche attraverso appunto l'uso di slide e di citazioni da documenti che accompagneranno quindi le mie parole, che voi stessi potrete quindi leggere, è di ripercorrere alcune delle tappe di quel complesso, difficile percorso compiuto dagli ebrei italiani alla fine della guerra e alla fine della persecuzione. Riguardo soprattutto alla restituzione dei beni che erano stati loro sottratti, alla reintegrazione sul posto di lavoro dal quale erano stati appunto cacciati, allontanati, o per ottenere forme in qualche modo di risarcimento, di riparazione che potessero almeno in parte appunto risarcire i torti e le sofferenze patite. Si trattò, come ha già appunto accennato il dottor Iona, di un percorso estremamente lungo che, pensate, non si è di fatto ancora concluso, e tornerò su questo aspetto sul finire del mio intervento. C'è infatti stato proprio meno di un mese fa un nuovo episodio di questa lunghissima storia. Quello che mi preme sottolineare è che, come ovunque in Europa, quindi l'Italia da questo punto di vista non fece eccezione, la fine della guerra non portò alla veloce, automatica ricomposizione dei molti problemi che si presentarono di fronte agli ex perseguitati razziali. Non solo ovviamente problemi di natura psicologica legati ai traumi e ai lutti, ai molti lutti subiti, ma anche non meno gravi, non meno profonde furono le difficoltà di natura pratica, di natura materiale, economica, ugualmente urgenti e ugualmente importanti. Ma ovviamente prima di concentrarci sul dopoguerra, molto velocemente, molto sinteticamente, ricostruirò le coordinate della persecuzione razziale nei suoi effetti propriamente economico-sociali, perché in realtà moltissimi
dei provvedimenti, di quelli che noi oggi appunto chiamiamo leggi razziali, ebbero come oggetto questioni di natura patrimoniale e professionale. Questo fu il cuore di moltissime delle leggi e di ancora di più di queste decine di circolari appunto che furono emanati per rendere ancora più stringenti quei provvedimenti. Qui vedete una abbastanza celebre stampa di propaganda comparsa sulla tristemente nota Difesa della razza, questa rivista edita dalla Storia del 38 per propagandare, insomma, a livello propagandistico la legislazione razziale, che in maniera molto chiara, così con questi disegnini, spiegava quali erano i molti divieti cui gli ebrei italiani e anche gli ebrei stranieri che risiedevano in Italia in quegli anni andavano incontro. E tra i divieti compariva il licenziamento da un giorno all'altro, letteralmente, di centinaia di migliaia di cittadini ebrei da tutti gli impieghi pubblici, dall'esercito come dalla scuola, come dall'università. Comparivano naturalmente, come vedete appunto, non potevano più prestare neanche il loro servizio nei vari enti provinciali o comunali, essere impiegati di un comune o della provincia, quindi anche impieghi di non grande respiro, comunque di non grande importanza. Si trattò chiaramente di provvedimenti, questi che riguardavano l'allontanamento dal posto di lavoro, che proprio per la loro stessa natura non incontrarono grande resistenza, opposizione o critica da parte del resto della popolazione italiana, semplicemente perché l'allontanamento degli ebrei apriva automaticamente quei posti lasciati liberi ad altri, a cittadini cosiddetti ariani che avrebbero preso il loro posto. Qui c'è una abbastanza celebre citazione di Ernesto Rossi, il famoso antifascista, che nel settembre del 38, dalla prigione peraltro in cui il fascismo l'aveva costretto già da vari anni, commentava che uno degli effetti appunto più probabili, più immediati delle leggi razziali sarebbe stata quella che lui molto elegantemente chiamava la circolazione delle elite, cioè il fatto che al posto di medici negli ospedali, di avvocati nei tribunali, di dirigenti di azienda, ci sarebbero stati appunto coloro che si affannavano, si sarebbero velocemente affannati a prendere i posti lasciati liberi dagli ebrei. Ma come vedete ancora in questi disegnini della difesa della razza, a fianco dell'allontanamento dalle professioni c'era anche la sottrazione forzata di beni immobili nei primi 5 anni della persecuzione, quindi case, terreni, imprese. Una quota di questo patrimonio veniva, dopo la denuncia a cui gli ebrei erano obbligati, veniva sequestrata e data in gestione a questo ente creato nell'inverno del 1939, che dipendeva dal Ministero delle Finanze, che ebbe vita lunghissima, come vedremo, che si chiamava Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, noto più familiarmente, diciamo, come EGELI, attraverso il suo acronimo. Di fatto, a fianco al sequestro appunto di parti di beni, l'attività imprenditoriale, fossero commerci, fossero appunto imprese di varia natura, venne per gli ebrei resa di giorno in giorno sempre più impossibile, si può dire, perché per esempio fu negato l'accesso ai prestiti bancari, ai mutui, oppure i contratti con le pubbliche amministrazioni che un'impresa di proprietà ebraica poteva avere, venivano rescissi e veniva impedito di avere accesso alle commesse statali. In un'economia in cui le commesse statali erano parte integrante della vita delle imprese, potete chiaramente, velocemente capire che cosa significava essere di fatto estromessi dall'attività economica del paese. E poi, sempre a livello professionale, una serie di circolari dall'inizio del 1939 alla fine del 40, praticamente resero impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività professionale per gli ebrei, fossero agenti di cambio, avvocati, medici, architetti, ma anche guide turistiche, portieri degli immobili, autisti, insegnanti nelle scuole di ballo, addirittura semplici ambulanti. Alla fine addirittura anche l'attività molto modesta, chiaramente legata agli strati più popolari e umili della popolazione ebraica come il commercio ambulante, anche quella fu resa impossibile, fu vietata letteralmente.
Come è noto, la situazione peggiorò ulteriormente dopo l'occupazione nazista e dopo la nascita della Repubblica Sociale Italiana nell'autunno del 1943, quando, ancora una volta in totale autonomia rispetto all'alleato nazista, come era già avvenuto per tutti i provvedimenti di cui vi ho appena parlato, fu decisa una recrudescenza ulteriore anche delle persecuzioni di natura economica, a fianco naturalmente all'inizio altrettanto e più drammatico degli arresti e delle deportazioni. Infatti nel gennaio del 1944, il 4 gennaio, un decreto legislativo di Mussolini intitolato Nuove disposizioni concernenti i beni dei cittadini di razza ebraica stabiliva di fatto che agli ebrei non doveva essere più lasciato alcun bene. Questa volta quindi l'attacco era rivolto non soltanto ai beni immobili come in precedenza, ma anche ai beni mobili, intendendo con questo depositi bancari, libretti di depositi postali, contratti di assicurazioni, le pensioni che ancora qualche ebreo effettivamente riceveva. E a fianco, insomma, ai beni mobili di questa natura si collocava anche tutto quello che entrava nella vita quotidiana, ovvero beni come il mobilio, i gioielli, i vestiti. E tutto questo veniva sequestrato e ancora una volta rivolto diretto, insomma, per la sua amministrazione, per la sua vendita alle Geli, quell'ente già nato nel 1939, se si trattava di beni mobili, terreni o imprese, quando invece si trattava di beni mobili di più modesta, almeno apparentemente, natura, venivano distribuiti gratuitamente agli enti di assistenza o se no entravano in un circuito in cui il mercato nero o le aste non erano affatto assenti. E tutto ciò avveniva, ancora una volta, scusatemi, ecco, sotto gli occhi di tutti, parafrasando il titolo di un bel libro di una mia collega, Valeria Gallini, cioè nella piena consapevolezza del resto della cittadinanza. Questa è una citazione tratta da un documento d'archivio, siamo a Siena, pochi giorni dopo che si è svolta la retata degli ebrei senesi. Questo è un concittadino, un senese, che rivolge questa sua richiesta al prefetto. Avendo saputo che appunto ci sono liberi alcuni appartamenti di proprietà o comunque occupati da ebrei recentemente giustamente deportati, scriveva questo concittadino, domandava l'eccellenza al prefetto che gli fosse assegnato uno di questi beni. Quindi questo rende abbastanza evidente la consapevolezza di che cosa fosse accaduto. Non solo la deportazione, ma appunto che la deportazione lasciava anche dei beni a disposizione di altri. Vi dicevo che anche gli oggetti di uso quotidiano entravano a far parte di questa razzia. Questo purtroppo non si leggerà benissimo, ma è il verbale di un inventario compiuto in una casa torinese da parte di un esponente dei carabinieri della polizia fascista che letteralmente entrava nelle case forzando la serratura. Gli appartamenti ormai lasciati vuoti da ebrei che erano stati già deportati o arrestati o si erano dati a una veloce fuga nel tentativo di non essere deportati. La polizia fascista quindi entrava, stilava un dettagliatissimo inventario, come vedete addirittura con delle descrizioni come cestino di legno contenente diverse bomboniere, insomma a questo livello di dettaglio giungevano gli inventari e poi tutti questi beni, questa è un'altra pagina di questo verbale di inventario, venivano sequestrati, fosse anche appunto quel cestino di vimini contenente bomboniere. E di tutti questi oggetti di uso quotidiano rimane traccia negli oltre 5.000 decreti di confisca che vennero pubblicati sulla Gazzetta d'Italia. Eccola qui, la Gazzetta Ufficiale d'Italia era il nome che assunse la Gazzetta Ufficiale appunto nei mesi della RSI. Io vi ho cercato, ma è una ricerca che potete fare voi stessi andando sui motori di ricerca, uno dei tanti numeri dal gennaio del 44 in avanti, in cui quasi quotidianamente comparivano tra le disposizioni e i comunicati, spero che si veda, combinazione vi ho scelto uno relativo a Venezia,
i decreti di confisca con tutti i nomi e tutti i beni poi minuziosamente elencati che venivano sottratti agli ebrei. Questo ve ne ho trascritto uno per darvi l'idea proprio della solerzia, della minuzia, dell'acribia con cui venne condotta questa spoliazione. A questo ebreo, non ho qui messo il nome, venivano sottratte 2 paia di calzi usate, una maglia di lana fuori uso, un paio di ciabatte usate. Anche questo entrava, insomma, all'interno del sequestro, appunto, della razzia minuziosa, capillare, cui furono sottoposti gli ebrei. Ma un altro metodo con cui circolarono i beni sequestrati furono le aste pubbliche. Se si trattava infatti di beni di una certa importanza, come potevano essere il mobilio, vestiario, cristallerie, venivano messi all'asta pubblica. Questi sono 2 manifesti, appunto, questo e poi anche il successivo, che riguardano aste che si verificarono a Firenze tra giugno e luglio del 1944 e vedete indicate grande quantità di biancheria usata in lino di Fiandra, canapa, cotone per uso domestico, indumenti, vestiario, camere da letto, sale da pranzo, salotti da ricevere, strumenti musicali, pellicceria da uomo e da signora. Ora, tutto questo era parte del bottino razziato agli oltre 300 appartamenti degli ebrei fiorentini che erano stati saccheggiati. Io vi ho riportato una lunga citazione che vi invito voi stessi a leggere, molto bella, tratta dal diario di Silvia Lombroso, si può stampare. Il diario di Silvia Lombroso fu una delle prime testimonianze che gli ex perseguitati scrissero, misero sulla carta già nel 1945. Tra l'altro questo è particolarmente significativo perché Silvia Lombroso trascorse tutta la sua periodo della persecuzione in Italia, quindi il suo diario parla della sua esperienza di ebrea italiana che vive la persecuzione per 7 anni in Italia e vivendo sotto falso nome nascosta a Firenze ebbe modo di partecipare, ovviamente con molta prudenza e nascosta, a una di queste aste pubbliche in cui lei appunto descrive che cosa avveniva e conclude dicendo era una minima parte residuata dalle razzie compiute nelle case degli ebrei. Significativo era il fatto che tutto si svolgeva alla luce del sole, sotto la protezione della legge, in cui dice tutti sapevano da dove venivano quei beni, era consapevolezza diffusa che si trattava dei beni degli ebrei. Alla fine della guerra risulteranno così complessivamente sequestrati, questo è un bilancio assolutamente provvisorio, ma ve l'ho voluto mettere in ogni caso, oltre 17.000 beni, intestati a quasi 8.000 ebrei, tra cui migliaia di titoli di Stato, titoli azionari, depositi bancari e beni mobili, come vi ho cercato di dire, di ogni genere. E le autorità di Salò poi confiscarono beni immobili, terreni e fabbricati e circa 230 aziende, di cui almeno 70 dal 1943 in avanti furono vendute a compratori naturalmente rigorosamente ariani. E dopo? Che cosa successe quindi dopo? Avvenuto questo saccheggio forzato, questi sequestri avvenuti sotto l'egida della legge, con il consenso di una vera legislazione, anche se appunto persecutoria. Che cosa accadde ai beni che le Geli amministrava o che aveva venduto? Che cosa accadde ai beni venduti durante quelle aste pubbliche che si verificarono? La risposta, esige un'articolazione a seconda dei beni e della loro natura. Innanzitutto però mi preme sottolineare la continuità istituzionale che caratterizzò il passaggio tra guerra e dopoguerra, perché l'ente, che era stato appunto l'ente fascista, nato nel 1939 per amministrare i beni degli ebrei, queste Geli di cui vi ho già menzionato l'esistenza, non solo non fu soppresso, non fu liquidato, ma continuò la sua attività, presumibilmente anche con gli stessi amministratori, con gli stessi impiegati. E pensate che sebbene la sua liquidazione poi fu decisa alla fine degli anni 50, quando una parte del processo di restituzione si era concluso, il processo ufficiale di liquidazione di quest'ente, uno dei tanti enti soppressi, questa è la formula usata dalla pubblica amministrazione, sarà ultimata solo nel 1997. Tanti erano comunque ancora gli incartamenti e le questioni amministrative e burocratiche che dovevano essere risolte.
Quindi era alle Geli che ogni singolo ex perseguitato doveva inoltrare la sua domanda per vedersi restituito il bene immobile che le Geli ancora conservava se non l'aveva venduto. E questo non è un particolare già irrilevante, perché significava che la restituzione non avveniva d'ufficio, non era il nuovo Stato democratico che si incaricava di restituire, ma appunto avveniva su restituzione. Avveniva su restituzione, ma nel dopoguerra le Geli rivolse agli ex perseguitati delle richieste che suonavano tra l'offensivo e il paradossale. Le Geli chiedeva infatti, qui vi ho messo uno dei fogli, siamo nel novembre del 47, questa è una lettera inviata dall'Istituto San Paolo, che era uno degli emissari delle Geli piemontese, perché le Geli poi si affidava materialmente a una serie di istituti bancari per svolgere il proprio compito. Le Geli, dicevo, chiedeva a tutti gli ebrei a cui aveva sequestrato i beni il pagamento delle spese di gestione che l'ente aveva sostenuto dal 39 al 45 per amministrare questi beni. Somme appunto per la conservazione dei beni, per le riparazioni, oppure i compensi dovuti ai gestori che le Geli aveva nominato per amministrare i singoli beni, fossero un negozio, una piccola impresa, un condominio. Come era ovviamente logico attendersi, queste richieste di farsi anche pagare prima di poter restituire il bene furono accolte con grande dispetto, insomma, e anche sentendo in questa richiesta veramente una sorta di continuità dell'atteggiamento persecutorio dello Stato. Questa per esempio è una lettera che un ex perseguitato rivolse appunto alle Geli di Torino, alla banca, in questo caso all'Istituto San Paolo, dicendo: con disinvoltura ora definite il governo della Repubblica Sociale sedicente governo, mentre lo avete fedelmente servito interpreti ed esecutori di tutti i soprusi escogitati dai nazifascismi contro i perseguitati razziali. Ed ora, dopo oltre 21 mesi, ci presentate in forma perentoria un conto globale di oltre il doppio di quanto faticosamente percepito. A parte la questione morale, sarebbe inammissibile fare pagare alle vittime della persecuzione le spese di una gestione escogitata a loro danno da aguzzini per impadronirsi delle proprietà di candidati alle camere a gas. Vi segnaliamo il fatto che noi non vi abbiamo nominati nostri tutori. E tra l'altro era anche abbastanza paradossale il linguaggio che l'ente utilizzava per rivolgersi agli ex perseguitati quando chiedeva loro questi pagamenti. Infatti, ve l'ho sottolineato qui, chiedeva questi soldi per la gestione dei beni a suo tempo sequestrati in suo danno, cioè c'era questo doppio aspetto paradossale, che so che ti ho fatto un danno, ti ho sequestrato a tuo danno delle cose, non importa, adesso tu comunque mi devi pagare quello che io ho speso per mantenerti dei beni che ti ho confiscato contro la tua volontà. Era veramente una questione tra il kafkiano e il burocratico, che si protrasse però per moltissimi anni, perché lo Stato italiano, il nuovo Stato democratico, non intendeva recedere. Soltanto nel 1957 fu deciso dal ministro del Tesoro, che allora, se ricordo bene, era il democristiano Ezio Vanoni, di chiudere la partita e di rinunciare, insomma, alla richiesta di questi soldi. E cito dal documento appunto inviato da Vanoni ai suoi uffici: per ragioni di carattere etico, giuridico ed economico. Però, come contropartita di questa rinuncia a questi soldi, lo Stato stabiliva di incamerare tutte le attività di pertinenza ebraica che non erano state rivendicate alle Geli, perché fu frequente il fatto di intere famiglie sterminate dalla persecuzione, magari senza eredi, o i cui eredi non sapevano la presenza e l'esistenza di beni, per cui questi beni non erano rivendicati ed erano rimasti in possesso dell'ente fascista che dal 1939 li possedeva. E quindi, come contropartita della cancellazione delle somme richieste dalle Geli, lo Stato incamerò i beni non rivendicati. Questo nonostante dal 1947 ci fosse una legge approvata dal Parlamento appunto post-bellico, che destinava i beni non rivendicati delle vittime
morte in deportazione, lasciate e morte senza eredi, dovessero essere donate e poi gestite dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Questa legge ebbe moltissimi lati oscuri, di fatto non diventò quasi mai operativa, tanto che appunto nel 1957 lo Stato decise di incamerare beni che teoricamente, secondo una legge di 10 anni prima, dovevano essere invece indirizzati all'Unione delle Comunità Ebraiche. Risolta dunque in questo modo kafkiano, ma comunque anche con questo risvolto ulteriore di incameramento dei beni degli ebrei da parte dello Stato, la questione delle geli, va detto che nella larga maggioranza le geli restituì i beni confiscati. Restituì i beni confiscati, ma non nel caso in cui questi beni erano stati dalle geli venduti a una terza parte. In questo caso per gli ebrei fu difficile, se non impossibile, riaverli indietro, perché le leggi di restituzione emanate dal Parlamento e dai governi post-bellici italiani riconoscevano comunque la cosiddetta buona fede di coloro che avevano comprato i beni ebraici tra il 39 e il 45. Buona fede è un termine legale che caratterizzava allora, come caratterizza ancora oggi, alcuni articoli del Codice Civile che riguardano i contratti di compravendita e che denota che il compratore sa che sta acquistando un bene dal suo legittimo proprietario. Ora, poiché lo Stato fascista e poi quello della Repubblica Sociale dopo, erano diventati ufficialmente, giuridicamente proprietari dei beni confiscati agli ebrei per effetto delle leggi razziali, i compratori ariani che avevano deciso di acquistare quei beni stavano in effetti acquistando da quello che era in quel momento il legittimo proprietario. Questa clausola della buona fede, che riconosceva quindi la buona fede nei compratori dei beni degli ebrei, fu una clausola inserita nella sola legislazione post-bellica italiana. In tutte le altre legislazioni europee, dell'Europa occidentale intendo, in cui questo stesso problema si pose, i governi del post-45 decisero che la buona fede non andava mai riconosciuta. Gli acquirenti dei beni degli ebrei dovevano essere sempre considerati acquirenti in malafede, perché sapevano cosa stavano facendo, stavano acquistando appunto beni di perseguitati. E quindi con più facilità nei paesi come la Francia, per esempio, questo genere di compravendite furono ritenute nulle e i beni tornarono agli originari proprietari. Ma questo appunto non accadde in Italia e furono del tutto vane le richieste reiterate da parte dell'Unione delle Comunità Ebraiche perché appunto la buona fede degli acquirenti ariani non venisse riconosciuta. Di fronte quindi a questo tipo di atteggiamento non stupisce trovare denunce ferme, molto anche dignitose, che arrivarono tra il 45 e il 47 all'Unione delle Comunità Ebraiche per denunciare insomma la difficoltà di questo processo di reintegrazione, in cui appunto qui abbiamo un tale signor Sinigallia che scrive nel gennaio del 46, in cui dice, appunto ripeto, con forza: noi non chiediamo la carità né privilegi speciali, chiediamo di essere messi in quella stessa precisa situazione in cui saremmo presumibilmente oggi se le leggi razziali non fossero mai state emanate. Non chiediamo nulla di più, ma neanche nulla di meno. Erano leggi eccezionali ed eccezionali dovranno essere le leggi sulla riabilitazione degli ebrei. Non garba l'idea di leggi riabilitatrici eccezionali? Ebbene, nessuno ha costretto l'Italia a emanare le leggi razziali. Quindi in qualche modo si chiedeva, si era consapevoli dell'eccezionalità anche giuridica che le leggi razziali avevano rappresentato, specialmente appunto per le questioni economiche e patrimoniali, e di fronte a quell'eccezionalità gli ex perseguitati chiedevano un atteggiamento altrettanto eccezionale ai governi dopo 45. Ma appunto questa richiesta si scontrò invece con una continuità legislativa, con una continuità volta appunto, come diceva il dottor Iona prima, a non increspare interessi molto particolari, equilibri ormai consolidatisi e sedimentatisi durante gli anni della persecuzione, e quindi la buona fede degli acquirenti ariani fu ritenuta tale e nulla successe affinché i beni venduti dalle geli potessero tornare in mano agli originari proprietari.
Inoltre, un'altra denuncia che veniva in quegli anni, in quei mesi dagli ebrei, era il fatto che avevano difficoltà anche spesso a rientrare negli alloggi, negli appartamenti da cui erano scappati velocemente, perché quegli alloggi erano stati poi dati dalle autorità della RSI agli sfollati. Sappiamo benissimo che durante la Seconda Guerra Mondiale il problema dei profughi, degli sfollati interni fu assolutamente drammatico, rappresentò un'urgenza, un'emergenza sociale, per cui accadde di frequente che magari appunto quegli appartamenti lasciati vuoti venissero dati agli sfollati, che non avevano legittimamente dal loro punto di vista nessuna intenzione di andarsene dopo il 45. Per cui gli ebrei che ritornavano vedevano e avevano spesso i loro appartamenti occupati dagli sfollati e capivano, percepivano anche una sorta di sotterraneo antisemitismo che il ritorno a casa generava, perché, come dice appunto questa lettera, perché chi deve lasciare quanto è pur nostro non può non pensare, ma se l'ebreo fosse morto, oggi l'alloggio me lo terrei. Quindi c'era anche questa sotterranea forma strumentale legata chiaramente alla miseria, alla drammaticità assoluta del contesto post-bellico italiano, che però in qualche modo finiva per riverberarsi anche in forme carsiche o involontarie, diciamo così, di antisemitismo. Essere parte di nuovo della nazione significava non solo riavere i propri alloggi, non solo riavere le proprie imprese, ma significava anche poter tornare all'occupazione, alla professione appunto che si era dovuta forzatamente lasciare. E anche in questo caso, per quanto non ci siano dei dati numerici, delle percentuali certe su quanti ebrei riuscirono effettivamente a essere riammessi sul posto di lavoro, sappiamo che anche la riammissione comunque al lavoro fu un percorso complesso e contrassegnato da polemiche e da contraddizioni, nonché da richieste, ancora una volta inascoltate, affinché i provvedimenti approvati dai governi post-bellici fossero modificati rispetto ai primi decreti che erano stati emanati. Ciò che veniva in particolare considerato particolarmente lesivo dei diritti degli ex perseguitati era il fatto che, secondo appunto uno dei tanti decreti di reintegrazione emanati dalla fine del 44 in avanti, gli effetti economici della riammissione sul posto di lavoro partivano soltanto dal gennaio del 44, quindi nulla era previsto per il lungo periodo, quasi 5 anni, trascorso forzatamente lontano dal servizio, né per i dipendenti pubblici né per i dipendenti privati. E inoltre chi tornava veniva a riassumere il grado che possedeva al momento dell'allontanamento dal servizio, con tutte le ricadute materiali e morali che questo comportava, anche perché spesso coloro che avevano preso il posto dell'ebreo cacciato nel 1938, oltre al fatto che nel secondo dopoguerra mantennero tranquillamente il loro impiego, dal 1938 in avanti magari avevano anche fatto carriera e dunque si verificavano spiacevoli o comunque umilianti situazioni. Questa è una bella citazione tratta da un libro di Cesare Segre, e qui si riferisce all'esperienza di suo zio, il famoso filologo Sant'Orre De Benedetti, che fu cacciato dall'Università di Torino nel 1938 e che fu riammesso ma solo come supplente, cioè colui che aveva preso la sua cattedra nel 1938 la mantenne tranquillamente e lui ebbe la qualifica, come dice Segre, un po' umiliante di soprannumerario. Infatti dice che lo zio ci andava malvolentieri di nuovo in università, soprattutto perché il posto da cui era stato cacciato nel 1938 era stato preso da un altro docente che lui chiamava il mio ersatz, il mio surrogato, ma l'università nel restituirgli la cattedra non l'aveva tolta al più giovane rivale. E lo zio diceva appunto che lo Stato democratico, come in altri casi, aveva fatto una meschina giustizia, gli usurpatori indisturbati, le vittime al più tollerate. Oppure questo è Lia Levi, che ricorda l'esperienza del padre, che tornò appunto al lavoro e dice: papà ci ha detto che gli avevano dato lo stesso posto e grado di 6 anni prima, di quando cioè l'avevano cacciato, perché come ho detto le leggi di reintegrazione questo prevedevano, quindi era assolutamente conforme al dettato della legge emanata nel 1945. Papà si era trovato malissimo fin dal primo momento perché si era accorto che quelli della sua età erano tutti capo ufficio o direttori o altro e certo lo guardavano con sufficienza. Quindi anche il ritorno al lavoro si svolse
in un clima di questo genere, in cui la percezione comunque che i diritti che erano stati lesi non furono completamente restituiti era palese, rappresentava una percezione diffusa. Ma infine, ultimo punto, ci fu una forma di risarcimento, di riparazione che fosse sia economica ma in qualche modo anche simbolica e morale rispetto ai patimenti subiti dagli ebrei italiani. Sì, ci fu. L'Italia dovette attendere però 10 anni per l'introduzione di una misura di risarcimento specifica in favore delle vittime della persecuzione razziale. Nel 1955 fu infatti emanata la legge Terracini. Come vedete ho messo 1955 trattino senza data finale, questo perché la legge Terracini è tutt'oggi ancora in vigore, nonostante appunto siano passati oltre 80 anni dalle leggi razziali e 63 oltre 60 dalla legge Terracini, quella legge è ancora in vigore. Si chiama così dal nome di Umberto Terracini, il senatore del Partito Comunista, anche egli di origine ebraica, celebre antifascista, e che ne fu il principale promotore. Considerato l'arco di tempo trascorso tra la fine della guerra e l'emanazione di questa legge, un decennio, più che un mezzo di sostentamento per chi aveva subito le violenze politiche e razziali del periodo fascista, l'approvazione di questa legge rappresentava un'affermazione di principio, no? Dal chiaro significato politico e simbolico. L'iter del provvedimento peraltro era stato estremamente lungo e travagliato e la legge era stata approvata non prima che il Parlamento votasse una legge analoga a favore dei mutilati e degli invalidi dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana. Quindi prima furono emanate delle leggi assistenziali per i reduci della Repubblica Sociale Italiana e poi un anno dopo fu emanata la legge Terracini. L'Unione delle Comunità Ebraiche fu da subito molto polemica e molto critica nei confronti di questa legge e sosteneva che il provvedimento sarebbe risultato sostanzialmente inutile e vano se tutti i perseguitati razziali non avessero potuto beneficiarne. Ora, in realtà, non solo non ne beneficiarono tutti gli ex perseguitati razziali, ma il numero di coloro che ne beneficiavano fu veramente, veramente limitato. E questo perché l'articolo 1 di questa legge conteneva una serie di paletti, di criteri limitativi che nel corso degli anni successivi al 1955 fecero sì che di fatto i perseguitati razziali non potessero quasi avere accesso alle provvidenze fornite da questa legge, provvidenze che poi nella loro concretezza erano una pensione vitalizia, peraltro anche di entità estremamente modesta, ripeto, era una questione simbolica di risarcimento anche morale che la legge cui intendeva venire incontro. Dicevo perché come vedete in questo articolo potevano accedere a queste provvidenze soltanto coloro che, essendo stati perseguitati politici razziali, potevano però vantare di aver svolto attivamente, cioè in prima persona, un'attività antifascista, quindi conclamata, registrata, esplicita, e che da questa attività avessero subito una perdita della capacità lavorativa del 30% in seguito alle sevizie e alle violenze subite dai fascisti. Inoltre il periodo coperto dalla legge arrivava solo all'8 settembre 1943. Quindi lasciava praticamente al di fuori della richiesta di risarcimenti tutti coloro che erano migliaia, avevano subito e vissuto la stagione ancora più tragica delle persecuzioni razziali, quella delle deportazioni e degli arresti e delle deportazioni. In base quindi a questo articolo, la commissione che si è occupata sempre, che tuttora si occupa di concedere questa provvidenza, è una commissione che agisce all'interno del Ministero delle Finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, concesse
questo è un calcolo più o meno spannometrico, comunque alla fine degli anni 70 i beneficiati tra gli ex perseguitati razziali erano stati meno di 500, quindi capite bene un numero assolutamente risibile sia nei confronti delle migliaia di deportati che delle centinaia di migliaia di ebrei che avevano subito le leggi razziali. Cosa succede? Succede però che nel 1998, in un clima culturale completamente diverso, ovviamente, in cui il tema della Shoah, della memoria delle vittime, aveva assunto finalmente un ruolo, una centralità diversa, la Corte dei Conti, a sezioni riunite, perché questa legge, essendo una legge di natura amministrativa, ne risponde poi per tutte le querelle che si generano i tribunali amministrativi, quindi i TAR e la Corte dei Conti, a sezioni riunite emanò una celeberrima sentenza che per la prima volta perlomeno scardinava un po' i paletti della legge Terracini, perché stabiliva perlomeno che la violenza cui erano stati sottoposti gli ex perseguitati razziali non dovesse essere intesa solo in senso di violenza fisica, ma anche la violenza morale doveva costituire motivo di risarcimento. Tutto ciò nasceva da un numero sempre più consistente di richieste che arrivavano dai bambini, ormai non più tali, nel 1998, che erano stati cacciati da scuola, come presumo anche il dottor Ionna, cioè che reputavano quella violenza subita una violenza morale che esigesse un riconoscimento da parte dello Stato. E la sentenza del 98 riconobbe finalmente che anche una violenza morale, come poteva essere quella di essere cacciati dalla scuola, esigeva un risarcimento. Cioè, nonostante anche nei 20 anni successivi la commissione che appunto concede queste provvidenze ha avuto altalenanti comportamenti. Cioè, nonostante migliaia di domande sono state poi accolte tra gli anni 90 e gli anni 2000, ma tuttavia rimaneva ancora quel discrimine dell'8 settembre del 1943 ritenuto invalicabile e quindi moltissimi ex perseguitati che denunciavano violenze fisiche e morali subite in Italia dopo l'8 settembre del 1943 non vedevano raccolta la propria richiesta. Tutto ciò è stato risolto, come vi dicevo, da pochissimo, da meno di un mese, a testimoniare appunto la lunghissima eredità e lo strascico quasi infinito che queste vicende ancora oggi, da un punto di vista giuridico, amministrativo, ma chiaramente anche politico e simbolico, portano con sé. È stata infatti la legge di bilancio approvata dal governo, credo ormai dimissionario, stando alle ultime notizie che leggevo prima di collegarvi con voi, a fine dicembre, che ha finalmente cambiato le cose. Il comma 373 dell'articolo 1 della legge di bilancio ultima approvata, infatti finalmente mette la parola fine dopo decine di anni, dopo 66 anni, alle aporie della legge Terracini. Infatti è finalmente stabilito che il limite cronologico dell'8 settembre 43 non vale più. Chiunque sia stato perseguitato e abbia subito una violenza fisica o morale ebreo tra il 38 e l'aprile del 45 ha diritto a chiedere ed ottenere un risarcimento per le sofferenze che ha patito. In più, un altro passo in avanti molto significativo è che l'onere della prova, che in un processo è una cosa molto complicata da dimostrare, non è più a carico di chi fa richiesta. Fino a un mese scorso c'è l'ex perseguitato razziale che faceva domanda per avere accesso alle provvidenze della legge Terracini, doveva portare documenti, testimonianze che appunto comprovassero tutto quello che aveva patito e vissuto. Capite bene che a 80 anni e passa da quegli avvenimenti, materialmente tutto ciò è anche molto complicato, è molto difficile da gestire. Questo comma 373 ha invertito l'onere della prova. Questa volta è la commissione che si occupa di concedere le benevolenze che deve occuparsi di avere le prove per dire no, il signor Ionna che sta facendo domanda non è stato un perseguitato razziale, quindi completamente invertendo la dinamica e rendendo più snello, più agile, finalmente dopo tanti anni più facile il processo appunto di riconoscimento dei torti subiti, che ripeto,
Si tratta veramente di poche centinaia di euro, ma forse neanche. E quindi vi è più, diciamo, una questione di carattere politico, simbolico e morale che molti ex perseguitati, ormai non più giovanissimi, portano avanti proprio come testimonianza, no, viva di un torto subito e di una memoria che anche in questo modo può essere tenuta viva, anche facendo una domanda di tipo amministrativo, un gesto che può sembrare freddo, burocratico, ma che in realtà rivela al suo interno, insomma, una forza morale molto significativa. E con questo, lasciando magari spazio a qualche domanda, a qualche curiosità, io avrei terminato e vi ringrazio moltissimo dello spazio e del tempo che mi avete concesso. Siamo noi che ringraziamo Ilaria Pavan per questa bellissima lezione che ci ricorda come la storia è collegata con il nostro presente. Accettiamo adesso qualche domanda via chat YouTube, e in particolare abbiamo una domanda di Franco Ferrari che, dopo aver detto bravissima Ilaria Pavan, chiede se fossero stati restituiti, se siano stati restituiti i beni immobili ai legittimi proprietari. Sì, assolutamente sì. L'ho detto un po' in maniera cursoria, ma in realtà le Geli, mettendoci all'incirca 22 anni, quindi non con grande celerità, ma alla fine più o meno a metà anni 60 tutto quello che era stato confiscato fu restituito se appunto c'erano eredi che potevano testimoniare, potevano vantare prove che i beni in qualche modo erano loro. Quello che non fu venduto fu restituito. Il problema nasce, per quanto riguarda le Geli, dai beni che le Geli vendette. Naturalmente per tutti quei beni, che furono centinaia di migliaia, ed è molto difficile anche avere un bilancio, che gli ebrei vendettero sotto costo, perché ne avevano bisogno, perché chiaramente non avendo più un lavoro occorreva attingere ai propri risparmi, a quello che si aveva, e quindi magari dopo il 38 vendettero un appartamento di solito sotto costo. Anche per tutto questo genere di compravendite che avvenne in una cornice apparentemente legale, nel secondo dopoguerra tutti gli ebrei che tentarono di dimostrare che quelle vendite erano avvenute in qualche modo sotto una minaccia o comunque erano frutto di una violenza, in qualche modo una violenza implicita, non riuscirono quasi mai ad avere ragione nei tribunali italiani, perché il formalismo del contratto era stato rispettato. E appunto le leggi reintegratrici emanate dal 45 in avanti non rompevano quel formalismo, non ritenevano eccezionali le condizioni in cui si erano verificate quelle vendite e quindi non avevano previsto una legislazione altrettanto eccezionale per renderle nulle. Non ci sono altre domande, immagino che se fossimo stati con una sala piena le domande sarebbero piovute, ma è ovviamente più difficile farle su YouTube, quindi lascio la parola a Renato Chiona per chiudere, dopo aver ringraziato ancora una volta Ilaria Pavan per il suo bel lavoro. Grazie. Sono veramente ammirato per quanto ha detto la professoressa e per essere stata veramente informata di cose addirittura che riguardavano il 30 dicembre 2020. Non mi aspettavo questa preparazione continua, veramente ammirevole, le fa onore e ci fa molto molto piacere. Sapevo di questa norma che è uscita nell'ultima finanziaria, che inverte l'ordine della prova ed è estremamente importante perché fino a quest'ultima legge toccava a chi è stato violentato dalle leggi precedenti dimostrare che le leggi razziali erano state a lui applicate in maniera corretta, in maniera tremenda, in maniera completa, perché altrimenti non avrebbe potuto essere considerato una vittima delle leggi razziali.
E questo veramente era una cosa che ripugnava. Abbiamo dovuto arrivare al 20 dicembre dell'anno scorso e un grazie particolare alla professoressa Pavan, che ha fatto un excursus stupendo, ha scelto le cose principali, ha scelto le cose molto corrette, molto veramente analizzandole a livello anche di persone che non conoscono la sostanza delle leggi razziali. Grazie alla professoressa Pavan, grazie a Giulia Albanese, che in fondo è la colpevole di questa riunione, perché ha dato l'idea, è veramente stata un'idea molto molto buona, un'idea che non sempre si ha, perché quando si parla di leggi razziali, quando si parla di Shoah, di solito ci si riferisce alla prima parte, ma le leggi razziali hanno avuto i loro effetti, la loro influenza, come avete sentito, fino al dicembre, alla fine di dicembre dell'anno scorso, cioè diciamo poco più di 15 giorni fa. Grazie a tutti, grazie all'Ateneo Veneto che ci ha organizzato questa riunione e veramente grazie ad ogni persona che si è dedicata a questo difficile incontro. Grazie ancora.